Quello che vedete alle mie spalle è il Palatium del castello di Partistagno. Anche qui in antichità i fortilizi erano due ed erano stati costruiti a difesa di quella che già per i romani era un'importante via di comunicazione che univa Tarcento a Cividale. In tempo di guerra e di assalti, i castelli comunicavano tra loro. I fortilizi infatti costituivano un unico sistema difensivo, una barriera di protezione, e all'occorrenza si scambiavano segnali di fumo, per la precisione di fuoco. I fuochi che c'erano tra un castello e l'altro. Certo, infatti questa leggenda, cioè è una leggenda, le leggende dei camminamenti, ecco, sono leggende fino a un certo punto. In realtà c'è una contaminazione tra una realtà che era appunto la comunicazione tra un castello e l'altro attraverso fumo, fuochi, eccetera, e un'altra realtà che era un passaggio segreto per scappare in caso di assedio.